Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie tantissimo per la vostra partecipazione così numerosa. Io sono Pietro Farina, il direttore di Ance Veneto. Nei saluti iniziali sostituisco Alessandro Gerotto, il nostro presidente, che purtroppo ha avuto un impedimento imprevisto nell'ultimo momento. Insieme ai saluti di Alessandro Gerotto vi mando anche i saluti di Marco Bertuzzo, il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia. Ehm, Noi di Anceveto insieme a Ance Friuli Venezia Giulia abbiamo iniziato questo ciclo di webinar perché riteniamo importante che le nostre imprese siano sempre più al corrente, insomma, riguardo ai criteri di qualificazione ESG per la partecipazione a gare e ad appalti pubblici in particolare. Abbiamo trovato la collaborazione di Acegas APS Amga per far vedere come tutto ciò possa cadere immediatamente a terra, cioè praticamente possa andare su questioni estremamente pratiche, grazie alla loro esperienza. Quindi ringrazio da subito il team di Acegas APS Amga che ha collaborato con noi all'organizzazione di questi webinar, quindi Maria Mazzurco, Daniela De Sena e Tamara Jankovic, e anche il mio collega Mauro Conte, che insieme al mio collega Fabio Mille, voi di Ance Friuli Venezia Giulia, hanno lavorato moltissimo per questa iniziativa. Presento immediatamente i relatori, che sono l'avvocato Mattia Candidi della Direzione Generale di Opere Pubbliche di Ance Nazionale, la dottoressa Nadia Fajon e l'ingegner Riccardo Rossanda di Acegas APS Amga, l'ingegner Cristina Peretti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l'architetto Marco Capellini, che è il CEO di Matrec, che in realtà è anche lui un nostro diciamo, collega in fase organizzativa di questa iniziativa. Questo è il secondo webinar di un ciclo di tre. Il terzo appuntamento si terrà giovedì 16 maggio, sempre dalle 14:30 alle 16, e riguarderà un aggiornamento sull'orientamento e gli sviluppi normativi in materia di sostenibilità. Il primo appuntamento ha riguardato la qualificazione con i criteri ESG. Ripeto, l'obiettivo nostro è di far sì che tutto ciò abbia delle ricadute molto concrete grazie all'esperienza concreta di Acegas APS Anga. In futuro stiamo organizzando incontri analoghi, visto il successo che hanno avuto questi, anche con altri nostri interlocutori. In particolare abbiamo avviato un dialogo su questo con il consorzio Viveracqua. Come nota organizzativa vi dico, è possibile formulare domande tramite la chat del webinar o l'apposito strumento di domanda e risposta che trovate, diciamo, nella console che ognuno di noi ha su Zoom. Gli atti di questo webinar saranno disponibili dalla prossima settimana nei siti web sia di Ance Veneto che di Ance Friuli Venezia Giulia. Prima di passare la parola al primo relatore, che è l'avvocato Candidi, che ringrazio, di Ance Nazionale, manderemo un sondaggio, ce ne saranno due, uno adesso e uno alla fine del webinar. Con questo brevissimo sondaggio di 4 domande vogliamo un po' indagare sul sentiment di tutti voi che siete collegati rispetto a questo tema specifico del DNSH e di CAM, così da iniziare a capire un po' qual è le vostre opinioni, le vostre esperienze in merito a questi due argomenti. Il sondaggio è trattato in forma anonima, quindi ci consente solo di avere, come dire, una percentuale rispetto ad ogni risposta. Quindi diamo un minutino dal lancio del sondaggio, dopodiché vi ringrazio sin d'ora per l'attenzione che avrete, e dopo questo minutino partirà l'avvocato Candidi di Ance.
Ma direi che l'avvocato può partire così mentre qualcuno si completa il sondaggio, però può tranquillamente partire e grazie ancora. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio anzitutto il direttore e tutti i colleghi delle territoriali per questo invito e per questa importante occasione di confronto e di approfondimento su un tema che ormai è diventato cruciale e fondamentale per gli appalti pubblici e per i lavori pubblici in particolare, e che attiene proprio alla sostenibilità dei lavori pubblici. Il mio intervento iniziale non andrà diciamo, tecnicamente nell'analizzare quelli che sono le previsioni o insomma, i requisiti che i CAM oggi impongono in fase di esecuzione, quanto piuttosto ci soffermeremo su analizzare un po' gli impatti che i CAM, che i criteri ambientali minimi hanno avuto sul mercato, in particolar modo, naturalmente, in virtù del ruolo a cui oggi io sono chiamato come rappresentante dell'ANCE a valutare come le imprese di costruzione hanno valutato e hanno risposto a questa importante sollecitazione, ma soprattutto anche le difficoltà che le imprese hanno riscontrato dovendosi confrontare con una filiera delle costruzioni molto complessa e soprattutto non in grado nella stragrande maggioranza dei casi, anche causa, diciamo così, la struttura che caratterizza il tessuto imprenditoriale del nostro paese, a dare attuazione in alcuni casi ad alcune previsioni. Perché ne facciamo un'analisi? Perché l'ottica dell'associazione naturalmente è quella di giungere poi a degli affinamenti sia nell'ottica dell'aggiornamento dei CAM edilizia, sia nell'ottica ad esempio dell'emanazione del nuovo CAM strade. Abbiamo riscontrato alcune criticità o comunque alcune difficoltà applicative da parte delle imprese che riteniamo necessario evidenziare, però in un'ottica di confronto costante con il Ministero e con le altre istituzioni per fare in modo che i criteri ambientali minimi abbiano una caduta a terra veloce e importante per i lavori pubblici. E quindi la prospettiva è proprio questa, cioè capire dove le imprese hanno riscontrato maggiori difficoltà, capire e far presente alle istituzioni quali sono le priorità su cui riteniamo fondamentali concentrarsi in un'ottica di revisione e in un'ottica proprio di adozione dei nuovi CAM. E da questo punto di vista, per facilitare la comprensione di chi ci segue, io seguirò delle slide che adesso provvederò a condividere con voi, con l'obiettivo principale di capire come poter agire e come le imprese, insomma, hanno risposto a questa nuova sollecitazione del mercato. Dovrebbe essere tutto visibile a tutti, quindi questa semplicemente quali sono le prime difficoltà che abbiamo riscontrato come imprese e su cui riteniamo importante lavorare. Il primo, dobbiamo tenere presente che i CAM hanno un impatto che è su tutta la filiera delle costruzioni perché impongono delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali, in alcuni casi dei criteri premianti che hanno un impatto su tutta la filiera delle costruzioni. La filiera delle costruzioni è una filiera molto, molto complessa, quindi è fondamentale nel momento in cui si va a definire quelli che sono i livelli di incidenza dei CAM, dobbiamo necessariamente il legislatore deve tener conto di quello che sono le richieste che vengono formulate al mercato. Perché sottolineo questo aspetto? Perché in molti casi viene chiesto alle imprese che naturalmente nel momento in cui partecipano alle procedure di gara si impegnano ad eseguire a regola d'arte il progetto, nonché ad eseguire i lavori secondo le condizioni ecosostenibili che sono previste dai CAM, vengono chieste delle prestazioni che però spesso derivano da altri compatti e da altri settori industriali. Quindi il primo aspetto che noi ci teniamo a sottolineare è il fatto che, tenuto anche presente del fatto che il mercato delle imprese di costruzione è un mercato principalmente costruito da piccole e medie imprese, dobbiamo tenere presente che nella definizione dei CAM, sia in termini di specifiche tecniche, sia in termini di clausole contrattuali, è fondamentale capire se sul mercato quei beni sono già di per sé ampiamente riperibili o comunque sono già presenti e usufruibili dalle imprese, perché in molte circostanze abbiamo verificato che
si tratta di richieste in fase di definizione di quelli che sono i criteri e le specifiche tecniche di difficile adempimento e di difficile reperimento sul mercato. Ad esempio, un esempio classico che ci è stato segnalato e che le imprese hanno evidenziato è la difficoltà di reperire sul mercato il calcestruzzo strutturale o i prefabbricati in calcestruzzo con quelle determinate caratteristiche che sono imposte dai criteri ambientali minimi. Si tratta semplicemente, questo, di un alert, di voler far presente al legislatore di tenere in conto che nel momento in cui si ha a che fare con il mercato delle costruzioni bisogna tenere presente anche di quello che è il punto di arrivo del mercato di riferimento. Quindi qual è il nostro auspicio? Il nostro auspicio è che nel momento in cui si va ad elaborare in fase di rielaborazione e di aggiornamento dei CAM, ad esempio dei CAM edilizia o dei CAM, oppure di nuova adozione dei CAM strade, nel momento in cui si vanno a definire quelli che sono i criteri progettuali obbligatori, si solleciti o comunque si richieda al progettista di applicarli, tenuto anche conto che le specifiche tecniche che vengono imposte, consentano una parità di accesso a tutti gli operatori, cioè che significa dall'altro punto di vista che la richiesta di specifiche tecniche di difficile adempimento non costituisca un ostacolo ingiustificato all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, perché questo è un effetto indiretto che deriva necessariamente dalla richiesta di determinati materiali o di determinate specifiche tecniche che le imprese hanno difficoltà a riscontrare sul mercato. Quindi il primo alert dal nostro punto di vista che abbiamo già fatto presente logicamente nelle varie interlocuzioni con il Ministero e con le istituzioni è la necessità di imporre attraverso i CAM degli obblighi che i soggetti, cioè le imprese di costruzione, gli operatori del mercato, sono in grado di realmente di adempiere, tutelando quello che è il principio di accesso al mercato, un principio di fondamentale importanza di derivazione comunitaria e che il codice 36 e il nuovo codice impone e prevede come principio guida nell'affidamento degli appalti pubblici. Altro aspetto di fondamentale importanza che riteniamo necessario e opportuno rimarcare è il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale. Perché? Perché oggi finalmente il codice ha sancito un principio che diciamo nella stragrande maggioranza degli ordinamenti esteri era un principio sacrosanto di applicazione anche in Italia nell'ambito degli appalti privati, ma che fortunatamente ha trovato il suo ingresso e la sua codificazione anche all'interno degli appalti pubblici e che vuole la necessità che l'appalto semplicemente mantenga l'equilibrio originario, cioè non si deve alterare la sostanza economica dell'impegno preso in fase di gara. Questo è un principio che per noi è di fondamentale importanza e che deve trovare assoluta applicazione anche con riferimento ai criteri ambientali minimi. Perché in questo caso lo lego a quello che sono i criteri ambientali minimi? Perché partiamo da un principio fondamentale. Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ha una sua efficacia e una sua utilità nel momento in cui si parte dall'affidamento di un appalto a dei prezzi congrui, perché l'affidamento a prezzi congrui rappresenta quello che è l'elemento, la condizione necessaria per un'esecuzione a regola d'arte e nei tempi previsti dell'appalto. Molto spesso, ma l'esperienza che ci portiamo negli ultimi anni ha dimostrato che le spirali ribassiste, cioè inseguire un ribasso e quindi l'affidamento a prezzi incongrui, sì, comporta un risparmio sul breve periodo, ma di fatto se si va a consuntivo non è assolutamente questo una scelta che garantisce l'esecuzione a regola d'arte delle opere nell'esecuzione nei termini di gara. Quindi qual è il primo presupposto che il codice fissa nel momento in cui parliamo di importo a base di gara? Il primo aspetto è che per quanto riguarda i contratti di lavoro, i costi delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto che sono riportati nei prezzari predisposti dalle regioni, dalle province autonome o che sono stati adottati da altri soggetti autorizzati a farlo.
Quindi il primo elemento fondamentale che riteniamo debba essere tutelato anche con riferimento alla definizione di quelli che sono i criteri ambientali minimi è la necessità che ci sia una corrispondenza tra i prezzi indicati nel computo metrico e quelli che sono i prezzi di mercato. Quindi affinché ci sia questa corrispondenza e questa aderenza dei prezzi a quello di mercato, dobbiamo necessariamente dotare i criteri ambientali minimi e quindi le stazioni appaltanti di quegli strumenti idonei a consentire una reale compenetrazione tra quelli che sono gli elaborati progettuali e la relazione in CAM. Cioè, dal nostro punto di vista, deve essere indicato che è chiarito, anche, chiarito e effettivamente applicato che quanto risulta essere scritto nella relazione CAM, inclusa tra le prestazioni tecniche, deve necessariamente trovare corrispondenza negli elaborati progettuali, nel computo metrico e nel capitolato. E altro elemento di fondamentale importanza per garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e quindi la corretta esecuzione delle opere è che laddove si dovessero riscontrare eventuali discrepanze tra la relazione in CAM e gli atti elaborati progettuali, la stazione appaltante deve necessariamente intervenire in fase di esecuzione con un'apposita variante con l'obiettivo di allineare l'obiettivo di allineare questi elaborati. E questa, dal nostro punto di vista, avendo la possibilità appunto di lavorare su un'associazione di rilievo nazionale, abbiamo avuto la possibilità anche di verificare su tutto il territorio nazionale qual è stata l'applicazione dei CAM. E da questo punto di vista abbiamo riscontrato non solo una applicazione da parte delle stazioni appaltanti non del tutto omogenea, ma molto spesso abbiamo riscontrato che in virtù appunto che quanto era riferito nella relazione CAM non trovava corrispondenza soprattutto nel computo metrico e quindi sostanzialmente non aveva una valorizzazione economica nel momento in cui si partecipava alla gara. Ecco, questo elemento fa venire meno proprio l'equilibrio contrattuale che a oggi è un principio fondamentale nell'affidamento degli appalti pubblici. E perché faccio questa osservazione? Perché i CAM ormai abbiamo verificato che negli ultimi 6 o 7 anni in cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le amministrazioni e di confrontarci quindi sul mercato, i CAM molto spesso hanno subito delle applicazioni distorsive che molto spesso ne hanno anche inficiato poi la reale messa a terra. Vi faccio un esempio su tutti. C'è stato bisogno di un'intensa azione associativa e quindi di arrivare a un chiarimento del Ministero e ad una delibera ANAC corrispondente per affermare un principio che da noi era chiaro fin dal primo momento, che nel momento in cui la stazione appaltante si impegna e porta in gara un progetto e richiede all'operatore eventualmente delle varianti in CAM, ecco qui che il progetto stesso che la stazione appaltante porta in gara deve essere assolutamente conforme ai CAM, cioè significa che deve essere già elaborato nel rispetto dei criteri ambientali minimi. Questo lo riteniamo un principio fondamentale, un principio che appunto, seppur nella sua evidenza ha avuto bisogno di una gestazione molto lunga con numerose discussioni, perché vi posso assicurare che da questo osservatorio abbiamo verificato che nella stragrande maggioranza dei casi veniva chiesto all'operatore di convertire eventualmente in fase di gara quello che è il progetto, operazione molto complessa e molto discussa, un progetto non in CAM, veniva chiesto all'operatore di trasformarlo, di renderlo conforme a quelli che fossero i criteri ambientali minimi. Quindi da questo punto di vista questo è un altro presupposto fondamentale per addivenire ad una aggiudicazione di un appalto a prezzi congrui, cioè dobbiamo tenere presente che nel momento in cui la stazione appaltante intende bandire un progetto conforme ai CAM, è la stazione appaltante stessa che lo deve mettere in gara conforme a tali criteri, deve definire dei prezzi a base di gara, quindi deve definire quello che è il computo metrico estimativo, tenuto conto di quelle che sono state le scelte prese in fase progettuale, e quindi deve dare una adeguata valorizzazione
all'applicazione dei criteri ambientali minimi. E oggi questo è un principio fondamentale che ha trovato espresso riconoscimento all'interno del nuovo codice, perché l'articolo 57,2 del decreto 36, nel regolare, nel prevedere appunto l'applicazione dei criteri ambientali minimi, in un specifico paragrafo proprio impone alle stazioni appaltanti di valorizzare economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Anche qui, perché vi sottolineo questo aspetto? Perché dal nostro punto di osservazione abbiamo verificato e stiamo verificando che in molti casi i prezzari regionali non hanno delle voci che sono adeguate o specifiche per eventuali materiali che siano conformi ai criteri ambientali minimi. Ecco, il fatto di definire di richiedere di portare in gara un progetto esecutivo conforme ai CAM che non trova corrispondenza poi nella definizione delle voci all'interno del computo metrico estimativo con materiali che abbiano una adeguata valorizzazione perché non possono essere utilizzate le stesse voci di prezzo come se i materiali non fossero nel rispetto dei CAM. Quindi è un altro aspetto che abbiamo riscontrato e abbiamo stigmatizzato al legislatore perché rischia di inficiare quella che è l'impatto e la caduta a terra dei criteri ambientali minimi. Quindi, ricapitolando, abbiamo necessità, il primo presupposto fondamentale affinché i criteri ambientali minimi abbiano una ricaduta effettiva nel mondo dei lavori pubblici è quella di definire un importo a base di gara che sia congruo, i costi ambientali siano o comunque tutto ciò che interviene su quella che è la realizzazione di appalti cosiddetti verdi e che comunque incide sulla sostenibilità dei lavori pubblici è un elemento fondamentale e che necessariamente poi il rispetto dei costi ambientali e la previsione delle specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri ambientali incide poi, vincolano contrattualmente l'impresa, riteniamo necessario prevedere che i costi ambientali, oltre ad essere chiaramente determinati da parte della stazione appaltante, come vi avevo fatto già presente, debbano essere sottratti alla competizione del mercato e quindi debbano essere riconosciuti integralmente agli appaltatori, togliendoli di fatto da quello che è la possibilità del ribasso dell'asta. In sostanza, come di fatto il legislatore ha già fatto per quanto riguarda i costi della sicurezza, trattandosi di una priorità attualmente riteniamo appunto opportuno che vengano scorporati dall'importo soggetto a ribasso e vengano integralmente riconosciuti all'operatore che si dovesse poi aggiudicare l'appalto, in maniera tale di non spingere la competizione e quindi il ribasso su quelli che sono anche i costi ambientali, ma di concentrarlo poi invece sulla gestione dell'appalto vero e proprio. Questo perché? Perché riteniamo che sia un elemento fondamentale, cioè spingere la competizione anche sui costi ambientali rischia proprio di mettere a terra, rischia di mettere in crisi la messa a terra dei progetti. E quindi questa è un'altra priorità. Questa priorità poi si inserisce all'interno di un discorso più generale che stiamo portando avanti sul codice, perché riteniamo fondamentale, anche in linea con quelle che sono le disposizioni dell'Unione Europea, di valorizzare quello che è l'offerta economicamente più vantaggiosa. Cioè dobbiamo tenere presente che la nostra competizione deve basarsi sulla qualità dell'offerta e non incorrere delle spirali ribassiste che hanno già dimostrato la loro fallacia. Quindi da questo punto di vista riteniamo estremamente negativo rispetto al codice 50 che il codice 36 ha soppresso il tetto massimo per il punteggio economico, perché in questo modo, diciamo, non prevedendo più un limite, un tetto all'incidenza del ribasso rispetto all'offerta tecnica, ecco, aumenta la possibilità che il criterio dell'OPV si trasformi in un massimo ribasso mascherato, cioè si attribuisce una rilevanza talmente tanto determinante alla componente prezzo che svilisce di fatto la componente tecnica. Quindi riteniamo fondamentale valorizzare nel complesso tutti quelli che sono gli elementi qualitativi dell'offerta e quindi individuare una serie di criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Quindi, ecco, questo è un discorso più generale che però ben si amalgama con quello che sono la possibilità per i CAM
di incidere anche nella definizione di quelli che sono i criteri premiali in fase di offerta economicamente più vantaggiosa, e proprio nell'ottica di valorizzare tali criteri riteniamo appunto fondamentale diminuire o comunque circoscrivere quella che è la rilevanza della componente prezzo. Io con questo ho previamente chiuso questa piccola analisi, ripeto, non dei contenuti dei CAM attualmente in vigore, ma semplicemente volevo darvi diciamo così, un'indicazione su quelle che sono le azioni che l'associazione sta portando avanti nell'ottica proprio di favorire al meglio e velocemente e in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale quella che è un'applicazione effettiva in fase di esecuzione dei lavori dei criteri ambientali minimi. Con questo io ho chiuso, vi ringrazio ancora per l'attenzione, spero di non essermi dilungato eccessivamente e lascio la parola agli altri relatori che sicuramente andranno più nello specifico dei contenuti dei vari CAM attualmente in vigore. Vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie, avvocato. Ecco, io passo direttamente la parola alla dottoressa Fayon di Acegas APS AMGA. Grazie. Sì, in realtà inizia il mio collega, l'ingegner Rossanda, quindi prego Riccardo. Vado io, buongiorno a tutti. Il contributo che volevamo portarvi adesso è un esempio pratico di come siamo andati ad applicare e a disciplinare i principi di NSH, CAM, in qualità di gestori del servizio idrico integrato. Per farlo andiamo a presentare un intervento che è in corso di svolgimento in fase esecutiva e ha come oggetto un importante intervento di ripristino su un serbatoio dell'impianto acquedottistico di Trieste, che ha una rilevanza in particolare per la frazione, il comune di Muggia. Il serbatoio è chiamato serbatoio ex exit perché sorge nella zona industriale appunto che ha lo stesso nome e che si trova in prossimità dell'abitato di Aquilinia, quindi frazione del comune di Muggia, ed è posto diciamo a metà strada tra poi il centro storico di Muggia e la città di Trieste. Ha un'importanza significativa da un punto di vista tecnico e del sistema acquedottistico perché nel complesso di Muggia è il serbatoio più grande e che oggi però era utilizzato un po' così a mezzo servizio per delle problematiche che poi andremo a illustrare di seguito. Serbatoio più grande, come dicevo, da un punto di vista di capacità, perché ha un volume di circa 5.000 metri cubi in un sistema acquedottistico di Muggia che prevede la presenza di circa 10 serbatoi, però tutti più piccoli. Nella slide successiva ancora un piccolo inquadramento. Il serbatoio è un serbatoio che è stato costruito negli anni 80 ed era finalizzato in primis a garantire l'approvvigionamento idrico dell'insediamento produttivo, ma in realtà riveste un ruolo importante all'interno del sistema della rete di Muggia, che è caratterizzata da un'orografia molto, diciamo così, estrema, perché in una fascia costiera molto stretta si va dal livello del mare fino ai 220 metri di altitudine e questo comporta degli scompensi importanti da un punto di vista di pressioni, motivo per il quale il serbatoio riveste un ruolo fondamentale, ruolo che però ad oggi, come dicevo, non poteva essere esercito al meglio per lo stato di conservazione dei paramenti murari che avevano insomma un quadro di fessurativo specialmente nelle riprese, nei giunti e nelle riprese dei getti, oltre che uno stato corrosivo avanzato nel piping e quindi da qui la necessità di intervenire con un intervento di riqualificazione idraulica e strutturale puntuale per il ripristino della capacità nominale e lo sfruttamento pieno del serbatoio. Il progetto che siamo andati quindi a sviluppare, andiamo
pure alla slide successiva, è un progetto che ha trovato un finanziamento nell'ambito del PNRR, un finanziamento a quadro economico di poco superiore al 1,7 milioni, che è stato approvato nel 2021. I motivi che hanno portato al finanziamento sono stati, come dicevo, l'importanza strategica all'interno del sistema acquedottistico di Muggia, perché la dimensione e la capacità del serbatoio, se usata a pieno regime, permette l'omogeneizzazione nella distribuzione e una omogeneizzazione anche delle pressioni di rete, ma soprattutto il ruolo anche strategico del serbatoio è legato a un lavoro che è stato svolto insieme agli altri gestori idrici del Friuli Venezia Giulia all'interno di quello che è denominato Masterplan Acquedotti FVG, che è un progetto che vede la partecipazione dei 7 gestori finalizzata a interconnettere i sistemi acquedottistici e aumentare la resilienza della rete vista nel complessivo e non nel perimetro del singolo gestore. Altro aspetto poi fondamentale, la localizzazione appunto a Muggia e quindi vicino al confine con la Slovenia, dà un'importanza strategica anche in ulteriori ragionamenti in termini di resilienza del sistema acquedottistico in un ambito, in un'ottica anche trasfrontaliera. Infatti il ripristino del serbatoio della piena funzionalità è propedeutico a sviluppare un eventuale collegamento delle reti idriche tra Trieste e Capodistria che servirebbero per diciamo, aumentare la resilienza di un sistema anche a livello transnazionale nell'ottica di un mutuo soccorso in condizioni climatiche avverse. Andando alla slide successiva, in breve vado un attimo a rappresentare quelli che sono gli interventi previsti nel progetto in corso dell'intervento che è in corso di svolgimento. Come vedevamo, il piping delle camere di ingresso e di uscita del serbatoio verrà interamente sostituito perché queste erano caratterizzate da uno stato di ammaloramento molto avanzato, e poi si andranno a realizzare tutta una serie di opere edili finalizzate al ripristino dell'impermeabilizzazione interna del serbatoio, quindi un'impermeabilizzazione completa delle 2 vasche. Il serbatoio è parzializzabile e quindi ad oggi noi stiamo lavorando mantenendo in esercizio una delle 2 vasche non a pieno carico perché comunque caratterizzata dai problemi di cui parlavo prima, ma comunque con una riserva minima. Quindi l'intervento da un punto di vista edilizio prevede l'intervento di ripristino, sostituzione di ammaloramento strutturale puntuale e poi la stesa dell'impermeabilizzante su tutte le superfici interne. Sono poi previste delle demolizioni dei solai posti in ingresso, questo per facilitare poi le operazioni di manutenzione anche su tutta la parte di valvole e elementi di telecontrollo. Il solaio verrà sostituito da un grigliato e poi verrà fatta una riqualificazione edilizia anche esterna che prevede il rifacimento delle recinzioni, la sostituzione dei serramenti per il miglioramento di un sistema di areazione naturale e la ritinteggiatura completa del serbatoio. Nella slide successiva vediamo un attimo quello che è stato il percorso a livello temporale, un percorso che è iniziato con uno studio di fattibilità a inizio del 2022 e che traguarderà la piena funzionalità, quindi con un rientro in esercizio a pieno regime nei tempi stabiliti dal PNRR, quindi entro il primo trimestre del 2026. Oggi stiamo lavorando su una, come dicevo, delle 2 vasche, stiamo intervenendo con lo smontaggio del piping, tutta la sistemazione puntuale delle criticità strutturali, dal ripristino dei copriferri all'eliminazione di nidi di ghiaia che sono stati rinvenuti nei paramenti in calcestruzzo,
e poi è iniziata la stesa dell'impermeabilizzante con fasce sui giunti in particolare, propedeutici poi alla stesa dell'impermeabilizzante su tutte le pareti del serbatoio. Entriamo adesso più nel dettaglio di quelle che sono le indicazioni legate ai principi cambi NSH e lascio quindi la parola alla collega dottoressa Fajon. Eccoci, allora, buongiorno a tutti. Perché vi abbiamo portato questo esempio oggi? Perché l'ingegner Riccardo Rossanda ci ha raccontato di questo progetto? Perché questo è un progetto che nasce ben prima del PNRR e ben prima quindi di tutte quelle che erano le richieste e gli adempimenti del PNRR. Nasce prima del 2021 all'interno di questa progettazione regionale sulla resilienza acquedottistica. Poi succede che nel 2021 c'è un'accelerazione improvvisa. Il Ministero chiede ai gestori del servizio idrico integrato di presentare delle proposte che dovevano avere già pronte all'interno della misura 2, componente 2, investimento 4.1, che sono questi investimenti in infrastrutture idriche primarie. Allora, noi come tanti altri operatori del settore sapevamo ben poco di che cosa fosse il PNRR, quali fossero le regole di ingaggio, quindi diciamo che abbiamo partecipato un po' ad occhi chiusi con quello che era nemmeno un livello progettuale di fattibilità tecnico-economica ante 36, ma con un'idea progettuale. A dicembre 2021 risultiamo vincitori e quindi ci troviamo nella situazione di dover adeguare un progetto che nasce prima del PNRR con quelle che sono le richieste del PNRR. Quindi con questa presentazione di oggi volevamo un po' raccontarvi quello che è stato il percorso per, da una parte, rispettare le tempistiche strette che il Ministero ci dava per la presentazione dei vari elaborati e varie fasi progettuali, e dall'altra la corsa a rincorrere un po' quelle che erano queste richieste di NSH, che era un acronimo ancora ben poco conosciuto. Facciamo solo una brevissima così, premessa su che cosa intendiamo con DNSH. Il DNSH è un termine che proviene dalla tassonomia europea che regola la finanza sostenibile, quindi una definizione molto alta che definisce quali sono le caratteristiche che un'attività deve avere per essere considerata verde. Beh, un'attività del genere non deve arrecare un danno significativo a dei 6 obiettivi ambientali, da qui l'acronimo DNSH, dall'inglese Do Not Significant Harm, quindi non arrecare un danno significativo. Bene, dalla tassonomia poi il PNRR ha preso, anzi è stato obbligato a assumere gli obblighi della tassonomia nel rispetto del Do Not Significant Harm, il che significa che tutti i progetti che sono stati finanziati e verranno finanziati attraverso il PNRR dovranno dimostrare di rispettare questo principio. Dimostrarlo in che modo? Beh, bisogna dimostrarlo in tutte le fasi di sviluppo del progetto, dalla fase di progettazione a quella di esecuzione a quella di esercizio. Senza andare poi troppo nel particolare, però diciamo che il Ministero, il MEF, in dicembre 2021 ha emanato una linea guida molto utile, fatta molto bene, con la quale missione per missione, componente per componente, investimento per investimento, veniva spiegato quali erano le attività che bisognava fare per rispettare il principio di NSH, sia nella fase ex ante, quindi di progettazione, che in quella ex post, quindi successiva alla fase di esecuzione. Andando al nostro progetto, la guida è sviluppata in 31 schede diverse. La scheda che più che atteneva maggiormente a quello che erano le caratteristiche del nostro progetto era la scheda 2, che riguarda la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici, siano essi residenziali che non residenziali. All'interno di questa scheda si trovano puntualmente tutti quelli che sono i requisiti da soddisfare per poter poi dire il mio progetto è conforme al DNSH. Prima di vedere quello che abbiamo fatto noi, perché noi devo dire abbiamo un po' rincorso questi adempimenti, vediamo quello che sarebbe stato bello poter fare se avessimo avuto il tempo e soprattutto se ci fossimo addirittura trovati nella situazione in cui era già vigente il decreto 36 del 23, quello di cui faceva correttamente cenno l'avvocato Candidi e che infatti ringrazio perché molte delle cose che ha detto poi adesso le ripercorriamo con lo stesso senso.
Nel nuovo codice degli appalti, specificatamente alla parte quarta, articolo 41, però insomma questo è poco rilevante, viene definito quelli che sono i nuovi livelli di progettazione. E poi negli allegati viene definito che cosa ci va in questi nuovi livelli di progettazione. C'è un primo livello che qua non abbiamo preso in considerazione, che è il documento di valutazione delle alternative progettuali, però fingiamo di arrivare direttamente al documento di indirizzo alla progettazione. Beh, andando a vedere quello che bisogna inserire in questo documento, viene chiaramente riportato che all'interno del documento di indirizzo alla progettazione bisogna dare le indicazioni per l'insolvimento dei CAM. CAM e aggiungiamo noi DNSH in questo caso. Perché aggiungiamo DNSH? Perché proprio per le lavorazioni edili, l'assolvimento dei CAM, dell'edilizia, fa sì che più o meno il 70-80% delle richieste di DNSH siano automaticamente assolte. E quindi, perfetto, partiamo con una progettazione che già dalla sua origine dà chiare indicazioni su cosa io devo fare per essere coerenti con i CAM e il DNSH in maniera conseguente. Addirittura nella fase successiva di progettazione, che è il nuovo PFTE, chiamiamo, il vecchio PFTE era un documento molto più leggero, il nuovo ha un livello di approfondimento quasi più di un vecchio definitivo. Comunque ci sono diversi elaborati da produrre, ma quello più interessante per quella parte che stiamo trattando è la relazione di sostenibilità. Anche qua andiamo a vedere negli allegati che cosa bisogna scrivere all'interno di questa relazione di sostenibilità dell'opera. Molte cose, ma c'è un capitolo espressamente dedicato alla spiegazione di come quest'opera non arreca un danno o addirittura dà un contributo positivo al miglioramento dei 6 obiettivi ambientali. Ed eccolo qua il nostro DNSH, prima sovrapposto al CAM, ora esplicitamente richiesto nella fattibilità tecnico-economica del nuovo 36. Benissimo, abbiamo una progettazione di fattibilità tecnico-economica che dichiara già che cosa bisogna fare per assolvere CAM e DNSH. A questo punto vado con un progetto esecutivo che mi approfondirà alcuni aspetti e darà ancora ulteriori specifiche con tutte le attenzioni che diceva prima l'avvocato rispetto agli elaborati che riguardano la parte dei prezzi, ma che insomma pare che abbia trattato in maniera più che esaustiva, ma io mi focalizzo più sulla parte della richiesta. Io arrivo ad una fase di procurement per la fase di esecuzione in cui sono già chiari quelli che sono i compiti che l'esecutore dovrà rispettare in fase di esecuzione del lavoro. Prendo il mio bel capitolo della relazione di sostenibilità e la specificazione del progetto esecutivo, lo metto come allegato nella fase di procurement e l'esecutore sa benissimo che dovrà rispettare quello che viene messo nel CSA, quindi le condizioni del contratto, e in questo modo l'esecutore ha una chiara indicazione di quello che dovrà fare ed io, che sono prestazione appaltante, sono tranquilla nel poter dire che il mio progetto è conforme al principio di NSH. La teoria, quindi, abbiamo detto, funziona bene, ha una sua logica. Quello che è successo a noi, come abbiamo detto, è che ci siamo sovrapposti con una normativa che era ancora in divenire. Un progetto approvato a dicembre 21, le linee guida del Ministero erano appena uscite, un progetto di fattibilità tecnico-economica che abbiamo dovuto presentare al Ministero a febbraio 22. Del DNSH avevamo sentito solamente l'acronimo, avevamo capito più o meno che bisognava rispettarlo. Quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica era ante 36 e quindi con un livello comunque inferiore di approfondimento. Però riportava esclusivamente delle indicazioni generali sul fatto che il progetto doveva essere conforme al DNSH. Come, chi e cosa, poco non veniva detto niente. Fortunatamente col passare del tempo, nel corso del 22 e del 23, abbiamo fatto la progettazione definitiva e esecutiva in cui invece siamo riusciti ad esplicitare punto per punto quelle che erano le richieste di NSH da soddisfare. Ma è solo nel momento in cui siamo arrivati alla fase di procurement per individuare il soggetto realizzatore che abbiamo fatto un lavoro certosino per dire: forniamo all'esecutore uno strumento che lo faciliti nella lettura dei compiti che ci deve dimostrare di avere. Quindi abbiamo costruito un documento che abbiamo chiamato relazione di conformità CAM DNSH, che non è la relazione CAM, diciamo è un di cui della relazione CAM. È
è la relazione CAM di NSH, in cui punto per punto abbiamo spiegato qual era la richiesta CAM, qual era il rispettivo requisito, qual era la richiesta di NSH, scusate, qual era il rispettivo requisito CAM che, assolto quello, avrebbe assolto anche la richiesta di NSH, e una breve spiegazione di quello che ci aspettavamo da parte dell'esecutore per giustificare l'intervento e per dimostrare che appunto quello che faceva era conforme alla richiesta. Il documento più o meno è un documento molto semplice che aveva questa impostazione che vedete, quindi un titolo in cui si rinveniva qual era il riferimento della DNSH che andava assolto, e sotto la spiegazione di qual era il riferimento CAM che assolveva a tale requisito DNSH. Siamo riusciti a farlo grazie alla collaborazione delle imprese esecutrici, chiedendogli anche uno sforzo per colmare quelle parti che noi forse avremmo dovuto già prevedere in fase progettuale, ma non eravamo riusciti a prevederle per poca esperienza o perché comunque erano degli aspetti che non eravamo ancora riusciti a cogliere. E quindi il progetto, come vi spiegava l'ingegnere Rossanda, è ancora in corso. Ci stiamo muovendo in questo modo, in stretto contatto con le aziende, e quindi stiamo costruendo questo documento che ci serve per poter rendicontare verso il Ministero una spesa che si può definire completamente coerente con i principi di NSH. Questa esperienza di rincorsa, diciamo, di quello che era l'adempimento necessario, però non l'abbiamo buttata via. Quindi questo stile di relazione che abbiamo presentato solo in fase di procurement per la ditta esecutrice, in realtà è diventato un allegato obbligatorio per la fase di progettazione. Quindi abbiamo chiesto che le progettazioni PNRR d'ora in avanti, quando vengono fatte, quando vengono sviluppate, abbiano già al loro interno un capitolo, un elaborato, un qualche cosa che evidenzi quali sono i punti di unione tra CAM e DNSH, in modo da non duplicare, almeno non dare l'idea di duplicare gli adempimenti, ottimizzare i lavori ed aiutare tutti quelli che sono coinvolti nella progettazione e soprattutto realizzazione dell'intervento ad una lettura chiara di quelli che sono gli adempimenti a cui sono chiamati a rispondere. Io ho finito, grazie. La ringrazio tantissimo, dottoressa Faione, e anche l'ingegnere Rossanda, al quale ho potuto pensare diciamo, la linea, diciamo, dell'intervento che avrei voluto, ma abbiamo avuto un problema di connessione che ci ha tolti dai giochi in sede per una decina di minuti. Ho visto che anche un'altra persona connessa ha avuto un problema di questo genere. Cogliamo l'occasione per recuperare alcune domande, per magari alcune ne verranno anche su questi vostri due interventi molto, molto interessanti e molto utili. Sulle slide, che è una domanda organizzativa, tra qualche giorno saranno disponibili tutti i materiali, comprese le slide di questo webinar, sui siti web di ANCE Veneto e di ANCE Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda viceversa le domande, che credo fossero riferite più all'intervento dell'avvocato Carmeli, ma insomma provo a leggerle esattamente come sono scritte, vediamo se Matteo ci dà una mano. Chiedono se devono essere reperibili sul mercato in primis, si riferisce ai CAM, però essendo questa un'opera pubblica devono essere presenti almeno 3 fornitori nel mercato? Questa è la prima domanda. Allora, diciamo che attualmente i CAM, nel momento in cui vanno, ad esempio, facciamo le specifiche tecniche perché per i prodotti da costruzione, che è un livello di incidenza dei CAM, al momento queste specifiche tecniche sono richieste come obbligatorie. Qual è quello che abbiamo riscontrato noi? È il fatto che molto spesso la richiesta di determinati materiali è fornita soltanto da alcuni operatori e in alcune zone. Quindi il problema è che proprio è quello che noi auspichiamo e con cui, della motivazione per cui stiamo interloquendo con le istituzioni, è proprio il fatto di valutare rispetto al singolo materiale se quel determinato, appunto, quel materiale con quelle determinate richieste sia presente ma sensibilmente sul mercato, perché anche lì tre fornitori significa di fatto creare un ostacolo
alla concorrenza, perché non tutti gli operatori riescono poi ad avere rapporti con quel con quel tipo di fornitori. Quindi noi addirittura vorremmo in realtà ampliare, cercando di far capire al legislatore che, in attesa che tutto il mercato, che è un mercato diverso rispetto alle filiere di costruzioni, si adegui a quelle che sono le nuove esigenze imposte da quelli che sono i criteri ambientali minimi, e quindi riesca a soddisfare in maniera trasversale su tutto il territorio quelle che sono le richieste di determinate specifiche tecniche dei materiali. Quindi non ho un numero minimo, è un auspicio, perché attualmente, a prescindere, cioè se il CAM, essendo obbligatorio e quella specifica tecnica è obbligatoriamente richiesta in sede di elaborazione del progetto, l'operatore, se intende rispondere a quella determinata, a quella determinata gara, necessariamente si deve impegnare a realizzare l'opera nel rispetto di quelle condizioni. E quindi indirettamente, laddove questo materiale fosse difficilmente reperibile, creerebbe un ostacolo alla concorrenza. Questo è di tutta evidenza, diciamo, come risposta. Quindi non ho 3, 4, per noi ci dovrebbe essere, insomma, un mercato, un materiale che è già presente in maniera stabile sul mercato. Grazie Matteo, adesso vediamo se ci danno un feedback anche sulla risposta. Ce n'è un'altra, e quando si parla di progetto conforme ai CAM, a chi ci ha scritto sembra di capire che la cosa principale sia una questione di prezzo e chiede se è corretto o meno. No, allora in realtà diciamo, la questione di prezzo è una questione che poi arriva, diciamo, al termine di una rielaborazione del progetto, perché allora i CAM hanno diversi livelli di incidenza, almeno quelli standard sono come clausole contrattuali, come specifiche tecniche o come criteri premianti. Le clausole contrattuali e le specifiche tecniche sono obbligatorie e l'amministrazione ne deve tener conto nel momento in cui va a elaborare il progetto, ma e le specifiche tecniche attengono proprio alla parte progettuale degli edifici, attengono poi alla costruzione, ai prodotti da costruire, e poi attengono al cantiere. Logicamente faccio in questo caso riferimento ai CAM edilizia. Quindi da questo punto di vista non è soltanto una questione di prezzo relativo all'utilizzo o meno di determinati materiali che sono conformi ai criteri CAM, è anche proprio una questione a monte di elaborazione del progetto nel rispetto di quelle che sono le specifiche progettuali per gli edifici che sono imposti, e che abbiamo riscontrato, perché poi l'Italia è un paese che ha delle, diciamo così, delle esperienze molto eterogenee anche a livello di preparazione delle amministrazioni, quindi abbiamo delle amministrazioni che sono estremamente preparate, come ci ha dimostrato, insomma, gli interventi che abbiamo avuto in precedenza, ma riscontriamo anche tutta una serie di piccole amministrazioni che hanno avuto un impatto con i CAM e molto spesso non hanno né i professionisti né la competenza per magari strutturare dal principio un progetto che sia conforme a quelle specifiche progettuali che vengono richieste dai CAM, e che potrebbe cambiare completamente il progetto, perché fare una diagnosi, cioè rispettare i principi di diagnosi energetica, di prestazione energetica, sono una serie di criteri che potrebbe avere un impatto anche proprio sulla stessa costruzione del progetto, e che molto spesso abbiamo riscontrato che le amministrazioni in un recente passato hanno ritenuto di porre a base di gara un progetto che non era conforme ai CAM, e hanno chiesto alle imprese: guardate, come in fase poi di esecuzione o in fase di offerta mi porti un progetto che trasforma quel progetto regionalmente non in CAM, lo trasforma in un progetto conforme. Con questo, che ha logicamente un problema di costi è evidente, perché la trasformazione, dove possibili, ha un costo per l'impresa, ma molto spesso non era realizzabile nei termini e con il computo medio che era stato posto a base di gara. Quindi la conformità in un CAM è un problema assolutamente anche di costi a valle che ne derivano, ma anche proprio un problema di progettazione a monte dell'opera. Grazie mille Matteo, ci sono altre domande. Allora, in una ci chiedono se è possibile avere copia della relazione di conformità CAM-BNSH, e si riferiscono in particolare alla relazione che è stata citata nel caso descritto dalla dottoressa Faionda di Gevo Sanda. Beh, allora la relazione, quella è specifica per quell'intervento, perché viene costruita ovviamente in funzione di quelle che sono le specificità del lavoro. Non tutti i lavori edili sono uguali, quindi non è che chiedo a tutti
la conformità del calcestruzzo se non uso il calcestruzzo. Quindi per l'attività di exit è stata fatta questa conoscendo il tipo di lavoro. Quello che possiamo fare, che secondo me può essere utile, è darvi uno scheletro che spiega qual è il senso di questa relazione. Quindi riportare il punto di NSH, riportare il corrispondente CAM, descrivere cosa deve fare il progettista e descrivere cosa deve fare l'esecutore. Poi possiamo prendere un punto magari in particolare e quello metterlo come esempio, che è uno dei punti ad esempio che si trova dappertutto, il piano di gestione dei rifiuti. Ce l'ho nei CAM, ce l'ho nel DNSH, quindi è un'unica richiesta. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto che il progettista mi faccia un progetto di piano di gestione dei rifiuti coerente con le richieste DNSH, quindi 70% di materiale a recupero, escluse terre e rocce, e per l'esecutore mi aspetto che invece in fase ex post mi produca analoga relazione, però a consuntivo, che mi dimostri che sono stati rispettati i criteri. Quindi poi magari con chi l'ha chiesto possiamo anche sentirci separatamente, però credo che potrebbe essere più utile questo tipo piuttosto che trasmettere questa relazione che non è rappresentativa, cioè è rappresentativa solo di quell'intervento fatto in exit, fatto in quel modo. Grazie mille per la disponibilità, ci faremo tramite in base a quello che ci ha detto, perché credo sia parecchio utile questa sua disponibilità. Poi ci chiedono ancora operatori che si occupano di segnaletica stradale e che assemblano segnali, materiale, alluminio, ferro, più pellicola e seguono segnaletica stradale. E i loro fornitori non sanno dare risposta in merito ai CAM, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica verticale. Chiedono come possono procedere in fase di gara. Su questo, se volete, posso rispondere io. Non ci Assolutamente, sono grazie. CAM per la segnaletica stradale, sono in fase di elaborazione i CAM per le strade, ma si riferiscono proprio alla struttura strada, quindi non alla segnaletica. Per cui nel caso di gare di segnaletica stradale non c'è nessun CAM da applicare, ecco. Poi uno, se proprio vuole fare un esercizio virtuoso, può andare a vedere nei CAM, nei criteri ambientali disponibili definiti per altre categorie di prodotti merceologici, ad esempio, non lo so, ci sono gli arredi urbani, i criteri per dire per i manufatti in legno piuttosto che in acciaio o calcestruzzo o quant'altro e provare a, diciamo, a ispirarsi a quei criteri lì per inserire qualcosa che abbia una prestazione ambientale migliore rispetto a non mettere nessun criterio ambientale, ecco. Però CAM per i segnali stradali non ci sono, ecco. Grazie Gianpetti, grazie mille. E altra domanda, in caso di varianti in corso d'opera richiesta alla stazione appaltante in progetto PNRR, mi sono perso, dov'era? Ecco, è un elemento nuovo nel progetto rispetto al progetto esecutivo, deve essere conforme ai CAM anche se la stazione appaltante non lo specifica. Non so chi ce la sente di dare una risposta. Io posso, la mia interpretazione, cioè lato imprese, per me in realtà nel momento in cui si fa una variante, nel momento in cui si modifica l'importo contrattuale, si modifica la tipologia dell'opera, presuppongo che il progetto a base di gara deve essere già un progetto conforme ai CAM. Nel momento in cui l'amministrazione redige una variante, la variante deve essere rispetto ai CAM, deve essere conforme ai CAM e quindi deve riportare quelle che sono le specifiche tecniche e a questo deve corrispondere necessariamente anche un importo della variante che sia coerente con quelle che sono le caratteristiche stabilite a monte. Quindi il problema è che se non è specificato, cioè nel senso va immediatamente fatta una richiesta all'amministrazione perché bisogna capire che tipologia di progetto c'è a base di gara.
se ci fosse un progetto in CAM, necessariamente la variante deve essere in CAM, dal nostro lato. Allora, guarda, grazie Matteo. Adesso ci sono altre domande perché evidentemente le vostre relazioni hanno suscitato parecchio interesse. Questo ci fa particolarmente piacere perché vuol dire che insomma, abbiamo un po' centrato non solo il tema, perché è un tema che, insomma, di cui si parla veramente tanto, ma forse abbiamo più un po' centrato grazie a voi, intendo il taglio, ok? Su questo tema. Però lascio la parola all'ingegnere Peretti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, poi magari recupereremo dopo il suo intervento le altre domande. Allora, dovrei aver condiviso la presentazione. Sì. Ok. Allora, io sono Cristina Peretti per l'appunto e da alcuni anni cioè, lavoro per il CNR presso la sede secondaria che è situata proprio all'interno del Ministero dell'Ambiente e da alcuni anni collaboro col gruppo di lavoro che si occupa di Green Public Procurement e GPP. Volevo intanto presentare brevemente, dare alcune, diciamo, dati e informazioni utili sull'argomento di oggi e innanzitutto volevo dare una misura anche dell'impatto sia ambientale sia di politica industriale proprio che uno strumento come il Green Public Procurement e i CAM possono avere sull'economia nazionale, gli operatori economici sull'industria. Questi sono alcuni dati ANAC forniti direttamente dall'ANAC per l'anno 2022 e fanno riferimento alle gare bandite nel 2022. Per tutte le categorie CAM, che sono circa 18, mi sembra 18-19, i bandi nel 2022 ammontavano a circa 33.000 procedure per un totale di circa 29 miliardi di euro. Quindi questo già dà una misura di quanto può spostare un criterio ambientale a livello nazionale e a livello di economia. Il Green Public Procurement quindi è proprio una vera e propria strategia non solo ambientale ma anche di politica industriale perché grazie a questa leva che può e che non che può ma che effettivamente smuove il mercato può spingere le imprese anche a un miglioramento ambientale, ma soprattutto a un miglioramento della competitività non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo e internazionale, cercando di portarle verso un'innovazione che consenta di ridurre innanzitutto gli sprechi, ma che consenta di mantenerle competitive su un mercato sempre più complesso che ormai difficilmente consente di competere sui prezzi in quanto ci sono competitor internazionali che per motivi che tutti conosciamo sicuramente riescono a produrre merci a prezzi e a costi molto inferiori rispetto a quelli a cui riescono a produrre le imprese nazionali, per cui attraverso il GPP e i CAM è possibile cercare di creare quel valore aggiunto che sia sulla qualità ambientale dei prodotti e dei servizi nazionali. Questo è ancor più vero se pensiamo intanto a quello che hanno riferito i colleghi che mi hanno preceduta sulla tassonomia, sul principio di NSH, per cui non solo i CAM sono uno strumento di politica ambientale e industriale, ma sono anche ormai non i CAM ma di NSH e di riflesso i CAM, sono un principio che guida anche i finanziamenti europei
per cui se uno non rispetta dei determinati obiettivi ambientali non ha accesso a questi finanziamenti, per cui ormai sono un principio che deve stare alla base di qualsiasi amministrazione, di qualsiasi operatore che voglia accedere a determinati finanziamenti. Inoltre i CAM sono stati inseriti e li stanno inserendo in tutti i regolamenti in fase di negoziato a livello europeo, e mi riferisco al regolamento ecodesign, al regolamento imballaggi e al regolamento prodotti da costruzione, che tutti prevedono che tramite degli atti di esecuzione successivi vengano definiti dei criteri ambientali minimi che saranno obbligatori nei bandi di gara di tutte le stazioni appaltanti di tutta Europa. Chiaramente in questo contesto gli operatori economici italiani, che già sono abituati a interfacciarsi con pubbliche amministrazioni che inseriscono i CAM e a produrre la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei CAM, già si trovano a essere avvantaggiati rispetto a competitor che questa capacità non ce l'hanno, perché ancora non si sono trovati mai a dover dimostrare questo valore aggiunto dei propri prodotti e dei propri servizi. Il GPP peraltro è inserito nelle principali strategie nazionali. Vado un po' veloce, se no poi nel caso ci soffermiamo più al termine. Questa è una, diciamo, notizia recente, per cui è stato recentemente adottato e firmato il decreto di programmazione delle attività CAM per l'anno 2024. Nello specifico si proseguirà con i lavori di definizione dei criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali, si proseguirà sulla revisione del... Ma che è l'appuntamento? Mi è arrivato un appuntamento. Scusate. Del CAM edilizia, e si proseguirà, sono appena stati avviati i lavori di definizione dei CAM per i servizi di trasporto locale pubblico, che è un CAM nuovo. È stata avviata la revisione, che è quasi conclusa, sui CAM per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici, e arriveremo, si spera, a completare la definizione dei CAM relativi PC. Inoltre verrà avviata la revisione dei CAM calzature, dei CAM stampanti e dei CAM per la gestione del verde pubblico. E adesso passerei a illustrare i CAM edilizia che sono stati adottati con decreto ministeriale del 23 giugno 2022, che era una revisione dei CAM precedenti, che erano del 2017, e tra le diciamo, innovazioni rispetto al precedente decreto c'è stata la revisione dell'ambito di applicazione. Quindi mentre i precedenti CAM erano riferiti agli edifici, questi attuali sono riferiti agli interventi edilizi, quindi sia di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Scusate. Sono riferiti chiaramente alla fase di progettazione, alla fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori e all'affidamento congiunto progettazione ed esecuzione lavori. Gli obiettivi principali che ci si è posti con i CAM edilizia sono stati diciamo, la promozione dell'innovazione del settore edile, la valorizzazione dei materiali a fine vita, quindi cercare di trovare, di favorire il recupero e il riciclo dei materiali
da demolizione e costruzione, e contestualmente prevedere nella fase di progettazione degli edifici già criteri di demolizione selettiva, per cui progettare gli edifici già pensando a la fase di fine vita dell'edificio, in modo da facilitare poi la separazione dei diversi materiali. E come la maggior parte dei criteri ambientali per tutte le categorie merceologiche si punta alla valorizzazione dei materiali riciclati, quindi prevedendo quote minime di materiale riciclato nei materiali da costruzione, e la riduzione dell'uso delle sostanze pericolose. Le principali innovazioni, come dicevo prima, sono state la modifica del campo di applicazione dei criteri stessi, una struttura molto, semplificata dei CAM, per cui c'è una netta distinzione tra i criteri di progettazione, quelli di esecuzione dei lavori e dell'affidamento congiunto, mentre nella prima versione del CAM, per chi gli è capitato di averci a che fare, erano, diciamo, un po' molto confusi, non c'era questa netta separazione, per cui era obiettivamente di difficile lettura lo stesso documento. È stata fatta una migliore separazione dei diversi criteri, per cui abbiamo una... Scusate, ma... una prima fase, un primo livello di criteri che si applicano al contesto territoriale, un secondo livello che si applicano alle caratteristiche dell'edificio, poi abbiamo i criteri relativi ai prodotti dai materiali prodotti da costruzione, alle competenze del progettista e alla gestione del cantiere. Quindi si parte da un livello macro fino ad arrivare a livelli micro relativi ai materiali, all'azienda, all'operatore che effettivamente costruisce e fa i lavori di manutenzione, o insomma che presta l'opera, e alle competenze dei progettisti. Inoltre è stata inserita la previsione obbligatoria della relazione tecnica di applicazione dei CAM, anche per facilitare poi il lavoro dei RUP quando vanno a valutare le offerte economiche e tecniche. Quindi questa è un po' la sintesi di quello che ho appena spiegato. I criteri nei CAM edilizia sono volti a introdurre e a rafforzare la circolarità dei flussi di materia e di energia a livello di sistema, quindi il complesso edificio, partendo da una vera e propria analisi delle esigenze. L'edificio mi serve, non mi serve, mi serve in una zona piuttosto che in un'altra, o magari era meglio ristrutturare un edificio esistente piuttosto che costruirne un altro, magari no. Quindi fare proprio tutta una serie di valutazioni, questo chiaramente in fase progettuale, per capire qual è la soluzione che mi comporta il maggior apporto di benefici rispetto ai costi. Poi c'è il criterio sulla diagnosi energetica, una valutazione complessiva del ciclo di vita dell'edificio, quindi come soddisfare la mia esigenza con minore impatto ambientale e chiudendo i cicli di materia ed energia. Poi si passa a una serie di criteri per favorire la circolarità anche a livello di fornitore, quindi come il fornitore integra la circolarità nella propria organizzazione, quali processi di economia circolare possono essere stimolati. Quindi ci sono i criteri sulla capacità tecnico-professionale dei progettisti, sul sistema di gestione ambientale dell'esecutore dei lavori,
i criteri sul personale di cantiere e sulle prestazioni ambientali del cantiere. Poi arriviamo al livello di prodotto, per cui ci sono criteri per la riduzione dei flussi di materia, come dicevo prima, quindi il criterio sul piano di manutenzione dell'opera al fine di favorire anche una maggiore durata e un migliore mantenimento della struttura edilizia, il criterio sulla demolizione selettiva per appunto favorire la separazione dei rifiuti e delle diverse tipologie di rifiuto per poi favorire il recupero successivo, i criteri sul contenuto di riciclato, recuperato oppure sottoprodotto. E, insomma, queste sono le principali categorie di criteri che ci sono nei CAM edilizia. Qui ho provato a schematizzare, è veramente brutta questa slide, ma non sono riuscita a farla in modo migliore, rispetto a un po' il ciclo di vita di un progetto e di un bando di gara per l'affidamento di lavori edilizi. Ho provato a rappresentare in modo schematico quali sono le fasi dove si ha a che fare con i CAM, per cui chiaramente ho saltato un sacco di fasi, ma perché non ci stavano, non riuscivo a rappresentarle in modo, diciamo, decente, partendo dalla progettazione, che sia esterna o che sia affidata all'esterno, che sia fatta all'interno della stessa stazione appaltante. Chiaramente ci sono tutti i criteri da applicare e la cui applicazione poi va verificata nella fase di validazione e approvazione del progetto. Come diceva prima il collega di ANCE, i criteri sono diversi, ci sono le specifiche tecniche, le clausole contrattuali che devono essere applicati obbligatoriamente laddove chiaramente siano applicabili. Come dicevamo prima, se in un edificio non prevedo l'utilizzo del legno, non inserirò i criteri relativi al legno e via dicendo. Poi ci sono i criteri che quando faccio la gara di aggiudicazione dei lavori, per cui lì andranno nella documentazione di gara applicati i criteri relativi al cantiere, e poi andrà verificata che ho applicato i criteri ambientali minimi nella fase di esecuzione dei lavori. Quindi laddove c'è l'acquisizione di materiali, devo verificare la documentazione che comprova il rispetto dei CAM per tutti i materiali che mi servono in cantiere, e devo verificare che tutto quello che è stato previsto nel progetto, nel computo metrico e in tutti gli elaborati sia effettivamente fornito dalla ditta che è fatto dalla ditta che esegue i lavori. Adesso volevo farvi vedere qualche criterio con la relativa verifica e alcuni esempi di come sono stati compreso da vari elaborati progettuali di realizzazione di opere pubbliche, per la maggior parte sono interventi di riqualificazione di edifici pubblici. Ci sono degli esempi di relazione CAM, di progetto, di computo metrico, insomma, che adesso vi farò vedere. Questo è il criterio sulla demolizione selettiva, che prevede che la demolizione degli edifici venga eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. A tal fine, almeno il 70% del peso dei rifiuti non pericolosi deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.
E la verifica è prevista nello stesso documento CAM e la relazione illustrativa. Allora questo, aspettate che qui devo togliere questa finestra. Vabbè. E nello specifico la relazione CAM di un progetto che appunto prevede, non torna più. Ecco, prevede quello che è stato prescritto nel criterio. Dopodiché, chiaramente questo andrà riflesso anche nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica del progetto. Abbiamo poi, per esempio, il criterio sulle tramezzature, le contropareti e i controsoffitti, che prevedono un contenuto minimo del 10% in peso di materiale recuperato, riciclato o sottoprodotti. E anche qui la verifica è la relazione CAM, perché anche questo è un criterio di progettazione che poi dovrà essere verificato in fase di esecuzione dei lavori. Questa è sempre la relazione CAM, dove troviamo il riferimento al criterio. E questo è la parte del computo metrico estimativo dove da qualche parte, adesso non lo vedo più, ecco, nella prima riga, nella seconda riga, prevede che sia rispondente ai CAM. Per cui poi anche il prezzo deve essere congruo rispetto al materiale che si prevede di fornire. I calcestuzzi, anche per i calcestuzzi è previsto un contenuto minimo sul peso di prodotto riciclato. Tra i mezzi di verifica è possibile ricorrere a una EPD, che sarebbe una dichiarazione ambientale di prodotto, a delle certificazioni di prodotto, a un'autodichiarazione o un rapporto di ispezione. In questo esempio che faccio vedere qui, abbiamo una dichiarazione integrativa dove la ditta che segue i lavori dichiara che il calcestuzzo utilizzato per la realizzazione del massetto di sottofondo, eccetera, è stato ottenuto con materiale inerte riciclato in cantiere proveniente dal recupero di materiali a supporto in ragione di almeno il 5% del prodotto finale. In supporto di questa autodichiarazione hanno prodotto, qua chiaramente ho solo un estratto perché non ci stava tutto, un documento di trasporto del materiale recuperato e poi utilizzato in cantiere. Un altro esempio, gli isolanti termici acustici. Il criterio prevede che gli isolanti in lana di roccia siano costituiti da materiale riciclato recuperato per almeno il 15% e tra i mezzi di verifica viene richiesto un EPD oppure anche qui una certificazione di prodotto o un'autodichiarazione. Questo è il computo metrico estimativo dove viene riflesso, chiaramente qua faccio vedere solo il computo metrico estimativo, ma poi anche nel progetto c'è scritto che gli isolanti, i pannelli devono essere conformi ai CAM. Questo è per esempio appunto il computo metrico estimativo dove viene previsto che ci sia appunto la conformità con i CAM e questo è una parte della dichiarazione ambientale di prodotto dove si dice che il consumo, il contenuto di materiale riciclato pre-consumo è maggiore del 35% e il contenuto di materiale post-consumo è maggiore del 2%. Questo mi sembra che sia l'ultimo esempio. E il criterio relativo alle pitture e le vernici. E nei CAM viene richiesto che siano conformi ai criteri ecologici, all'Ecolabel europeo. Quindi viene richiesto un certificato Ecolabel oppure l'EPD.
Questa è la relazione di conformità ai CAM, dove vengono ripresi appunto i requisiti indicati nel criterio. E questo è un estratto della etichetta ecologica Ecolabel, appunto, come vedete qua in basso, con i riferimenti anche proprio del certificato, del numero di certificato. In conclusione, appunto i CAM includono aspetti strettamente ambientali, ma ad esempio il contenuto di sostanze pericolose, ma anche aspetti di più ampio, diciamo, respiro e di obiettivi ambientali più evoluti, quindi che mirano a chiudere i circoli di materia ed energia. Questo appunto allo scopo di favorire e dare un apporto più incisivo alla transizione ecologica attraverso appunto questo strumento degli acquisti pubblici verdi. Ci sono però ancora molte cose da fare e sono d'accordo con il collega di ANCE che per quanto sia il CAM uno strumento molto ambizioso e molto, che possa dare un impatto molto grande sull'ambiente, su anche la promozione delle imprese più innovative e più performanti dal punto di vista nazionale, anche poi per una competizione con l'obiettivo di una migliore competizione su un mercato ormai non solo europeo ma internazionale. Ci sono appunto molte cose ancora da fare. Nello specifico anche per superare tutte le criticità che sono emerse nei precedenti interventi. Quindi è necessario sicuramente rafforzare la capacità tecnica delle stazioni appaltanti, anche perché appunto intanto fare dei progetti che già abbiano rispettino e siano conformi con i criteri ambientali minimi non è facile. Per cui nel momento in cui viene affidata la progettazione all'esterno, lo fa uno studio di progettisti, un progettista che fa solo quello e va bene. Però le stazioni appaltanti magari hanno tantissimi bandi da fare, tantissimi progetti da fare e mettersi a studiare i criteri ambientali minimi o a fare banalmente delle indagini di mercato per cercare i prezzi di materiali che non stanno nei preziari regionali, anche quella è un'attività che comunque consuma tempo e spesso gli enti pubblici e le stazioni appaltanti non ce l'hanno questo tempo da dedicare a questo tipo di attività o magari non hanno tutte le competenze necessarie per farlo. Poi è necessario rafforzare la capacità tecnica delle imprese perché similmente, soprattutto le imprese più piccole, non hanno le risorse umane e anche lì tecniche, tecnologiche, magari di riuscire a attrezzarsi, organizzarsi per anche banalmente produrre la documentazione che serve a comprovare che il proprio prodotto corrisponde ai requisiti dei CAM. Sicuramente potrebbe essere utile anche favorire la condivisione delle buone pratiche e premiare le stazioni appaltanti che attuano le migliori pratiche di acquisto verde e acquisto circolare e sviluppare l'attività di monitoraggio dei CAM in modo da capire quanto vengono applicati e non solo, sarebbe idealmente molto utile capire anche l'applicazione dei CAM, quali benefici oppure no
sull'ambiente e sugli operatori economici, gli impatti che proprio derivano dall'applicazione dei CAM. E questo io avrei finito e se volete andare sul sito dedicato ai CAM del Ministero dell'Ambiente, questo qui gpp.mite.gov.it, e lì trovate tutti i CAM, insomma ci sono un po' di informazioni utili. Poi non so se ci Grazie sono mille. domande. Sì, no, ce ne sono moltissime in realtà, ingegnere. Comunque, Mm. grazie mille intanto per il suo intervento. Io, prima delle domande, alle quali darò, vi anticipo una risposta molto sintetica perché anche siamo molto abbastanza avanti con i tempi. Voglio dare la parola a Marco Capellini che, oltre ad aiutarci nell'organizzazione di questi webinar, ci darà anche un po' un'anteprima del prossimo incontro, quello del 16 maggio. Insomma, Marco, a te la parola. Sì, buongiorno a tutti. Molto velocemente per dare priorità alle domande, giustamente. Cosa vedremo la prossima volta? Vedremo un po' l'evoluzione legislativa, perché è un grosso fermento in questo momento a livello europeo e quindi di conseguenza già l'anno prossimo, ma nei prossimi anni vedremo diverse direttive e regolamenti che dovranno essere recepiti e applicati. Questa è una brevissima sintesi di quelli che sono, diciamo, direttive e regolamenti fondamentali. Partiamo dall'ESPA, l'Ecodesign Sustainable Product Regulation, che probabilmente il prossimo 25 aprile verrà definitivamente approvato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che riguarda la progettazione sostenibile di tutte le tipologie di prodotti, ad esclusione di farmaci, di veicoli e di prodotti alimentari. Questa è quel regolamento che va a integrare la vecchia direttiva Ecodesign per i prodotti elettrici e elettronici, si amplia e quindi stabilisce dei requisiti. Attenzione, questo riguarda proprio tutti i prodotti e quindi andrà molto a collegarsi con i CAM. Ci saranno molti punti in comune, con l'aggiunta che vengono, diciamo, inseriti altri aspetti come il Digital Product Passport, ma anche la necessità di creare sistemi di tracciabilità e di dichiarazione dei prodotti. La Timber Regulation, che vedrà la sua applicazione, entrerà in vigore a dicembre, che riguarda appunto a contrastare il commercio illegale del legname e dei derivati nell'Unione Europea. Questa, per chi ancora non, diciamo, non ha approcciato al tema, quindi è un regolamento che entra appunto in vigore a dicembre, che quindi tutti gli Stati membri sono costretti ad applicare. La famosa direttiva packaging, che è vero che in prima battuta, che è ancora in fase di evoluzione, in prima battuta sembrerebbe molto più orientata al mercato del consumer, quindi business to consumer, ma si sa già che a ricaduta andrà anche sul business to business, quindi non siate sorpresi se già qualche vostro cliente inizia a chiedervi di fare un mapping di quelle che sono le caratteristiche dell'imballaggio che voi utilizzate, perché è un qualcosa che dovrà comunque essere fatto. E poi le altre due direttive, che la prima, che è quella dell'Empowering Consumer for Green Transition, conosciuta come quella delle pratiche sleali, connessa a quella del Green Claim, comunemente o una o l'altra in modo un po' errato, diciamo, va ribattezzate, errato ma nel senso che vengono spesso mischiate come greenwashing, entrambe vanno nella direzione del greenwashing. La prima, quella delle pratiche sleali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso marzo, la seconda che sta seguendo il suo iter, che prevede praticamente la corretta comunicazione di quelli che sono gli aspetti ambientali. Attenzione, ci sarà il divieto di utilizzare termini come rispettoso dell'ambiente, ecocompatibile, verde, naturale, e collegandoci a quello che si diceva prima dei CAM sulla veridicità delle informazioni, si dovrà provare la veridicità degli aspetti ambientali di un prodotto, quindi dimostrare la veridicità di determinate performance. Quindi il contenuto di materiale riciclato dovrà essere, diciamo, certificato. In alcuni casi la validazione o l'asseverazione non sarà più valida, così come da fonte rinnovabile e altri aspetti. Chiudo dicendo questa è un po' la prospettiva per il prossimo incontro. Parleremo anche di questi aspetti. Grazie mille. Grazie a te Marco, quindi tutti in agenda segnatevi il 16 maggio 14:30 16, perché grazie a Marco e non solo, così conosceremo cosa ci sarà domani, cosa c'è proprio dietro l'angolo e cosa ci sarà dopodomani, perché comunque sono tutte
e normative che sono tutte in via di definizione e quindi arriveranno, impatteranno sul nostro mondo. Cerchiamo di rispondere a qualche domanda, chiedo anche una mano ovviamente chiedo soprattutto a tutti i relatori. Allora, partiamo dall'ultima. In caso di appalto integrato nel progetto definitivo a base di gara, come dovrebbero essere inseriti e valorizzati economicamente i CAM? Questo ovviamente anticipo, ci sono delle domande anche molto specifiche, quindi magari vediamo se riusciamo a rispondere o se magari inviamo a qualche risposta poi dedicata successiva. Posso rispondere io volendo sempre lato imprese. Vai, Matteo. No, era la problematica a cui io mi riferivo in precedenza e che ho trattato. Nel caso di appalto integrato, in realtà il problema è che il PFTE già dovrebbe avere una stima adeguata ed una elaborazione del PFTE nel rispetto dei CAM e avere una stima adeguata dei costi ambientali. Laddove ci dovessero essere delle discordanze che l'impresa dovesse riscontrare in fase di elaborazione del progetto esecutivo, perché non so, io nell'esempio oggi con il codice 36 è venuto meno il progetto definitivo, abbiamo solo il PFTE e il progetto esecutivo, quindi abbiamo due livelli di progettazione. Se il progetto definitivo però di fatto ce lo portiamo per tutti gli appalti pubblicati sotto 50 che dicendolo sono in realtà la grande maggioranza delle opere PNRR ancora possono utilizzare il vecchio sistema, i vecchi elaborati progettuali e i tre livelli. In ogni caso, laddove non ci dovesse essere un progetto, ci dovessero essere delle discordanze in sede di elaborazione del successivo livello di progettazione, l'amministrazione dovrebbe autorizzare una variante ad hoc per consentire poi l'elaborazione del successivo livello progettuale. E questa è una prescrizione che noi vorremmo, perché è una prescrizione che è in generale valida per gli appalti pubblici, ma che vorremmo che ci fosse particolarmente integrata, diciamo così, con riferimento ai CAM, in maniera tale che questo processo sia un po' più veloce in fase poi di realizzazione del progetto. Questo è il nostro auspicio lato imprese, diciamo. Ok, io adesso leggo le domande, se non aiutatemi, nel senso, se non sento risposte da parte vostra in tempi brevi, da parte della in tempi brevi, sappiate che la rinviamo, ecco, a un successivo approfondimento magari specifico con chi ha fatto la domanda. Allora, una domanda è: rispetto alle percentuali di presenza di materiale riciclato nella produzione di diversi materiali da costruzioni previsto dal paragrafo 2.4.2 dei CAM, è tassativo oppure l'intento è quello di spingere a un'accurata riflessione nel caso specifico e una valutazione caso per caso? Si ricollega a un'altra considerazione che potrebbero infatti prevalere altre considerazioni, ad esempio distanza del fornitore dal cantiere, tempistiche di approvvigionamento non conformi al rispetto delle tempistiche di progetto o altre. Allora, il contenuto di riciclato, cioè i criteri sono tassativi, nel senso, poi chiaramente è sempre possibile spiegare nella relazione CAM perché non vengono applicati. Magari, per esempio, è capitato, adesso non mi ricordo, forse sui mezzi per lo spazzamento stradale, adesso non è sui CAM edilizia, però in un particolare momento non si ritrovavano mezzi conformi ai CAM a prezzi congrui, pertanto nella determina contrarre in quel caso, perché non c'è chiaramente il progetto, è stato spiegato, le diverse stazioni appaltanti hanno spiegato del perché non potevano rispettare i CAM. Stessa cosa in questo caso, cioè laddove non sia disponibilità di prodotti che rispettano quelle determinate percentuali o per qualsiasi motivo questo possa essere, o quei prodotti perché quel materiale riciclato non si riesce più a reperire perché viene utilizzato un altro uso, magari si può giustificare, in quel caso non viene adempiuto quel criterio, ecco. Poi il criterio, c'è anche un criterio sulla distanza dal cantiere del fornitore,
dei fornitori, però mi sembra peraltro che sia premiante, se non mi sbaglio. Adesso dovrei saperlo a memoria, ma non lo so a memoria. Non so se ho Grazie risposto, intanto. però. Grazie intanto e anzi vi ringrazio tutti perché siamo ben oltre anche la disponibilità che vi abbiamo chiesto, quindi vi ringrazio, ma insomma io finché posso approfitto. Posso una specifica Sì, per le nostre imprese che sono collegate, perché certo. noi lanciamo gli alert nel momento in cui si partecipa ad una gara e come diceva la dottoressa non c'è un'espressa previsione di deroga rispetto a quelle specifiche tecniche, l'impresa nel momento in cui partecipa si vincola a rispettare quelle specifiche tecniche, perché non c'è una possibilità poi è semplicemente un no, siccome nel momento in cui cioè è importante anche sensibilizzare le imprese nel dire se non c'è una delega espressa, l'impresa si è vincolata. Quindi bisogna rispettarli quei criteri e non si può poi magari immaginare una soluzione alternativa in fase di esecuzione perché questa No, potrebbe creare dei notevoli problemi. Quindi fare molta attenzione alla certo. documentazione di gara. Sì, Per, sì, certo, diciamo, questa valutazione andrebbe fatta già in fase di progetto, quindi io parlavo sempre in fase di progetto, perché poi nel momento in cui il progetto prevede che ci sia quel determinato materiale con quelle determinate caratteristiche, è più problematico, diciamo, non conformarsi, ecco. sì, sì, io parlavo ai Ah. nostri. Sì, sì. Altra domanda, un materiale CAM con una parte, cioè con una parte di riciclato, costa di più rispetto a un materiale non CAM, ma i listini regionali non prevedono materiali CAM. Come fare allora i computi metrici estimativi? Con le indagini di mercato, però certo mi rendo conto che se uno deve fare l'indagine di mercato per ogni materiale da costruzione, perché non è incluso nel prezzario regionale, è un lavoro lungo e insomma impegnativo. Ok. Questo però purtroppo noi come Ministero dell'Ambiente non possiamo fare i prezzari regionali, quindi questo è un problema che c'è da anni e non ho la soluzione, ecco. Grazie. Il nuovo prezzario regionale del Veneto dovrebbe avere tante altre voci Sì. CAM nella prossima edizione, intendo, ma insomma questo vedremo, ecco, non è ancora se ne parla verso giugno. Poi vorrei sapere, chiedono, quali documenti deve presentare l'impresa esecutrice per dimostrazione di aver adempiuto ai criteri CAM. Dipende dal criterio, ogni criterio ha i suoi mezzi di verifica, quindi variano da criterio a criterio. Sì, questa è una risposta che vale per tante delle domande che sono arrivate, che bisogna andare a vedere veramente il caso specifico. Ce n'è una domanda, adesso io ve la leggo, per capitolo 2.5.1 emissioni, mi sono persa, eccola qua. Negli ambienti confinati c'è un elenco di elementi che ne fanno parte. Qual è il criterio discriminante, per esempio nei protocolli LEED, tutti i materiali che stanno all'interno della barriera al vapore rientrano nella categoria, per i CAM cosa si è considerato, per esempio i sigillanti adesivi possono essere come materiali a diretto contatto con l'ambiente interno, ma anche sulle strutture di edificio, come è possibile capire in quali casi questo è applicabile, il capitolo 2.5.1. Adesso temo che questa sia una domanda alla quale E questa forse sì, forse un po'. bisogna andare proprio a vedere il caso concreto. Ecco, cioè, dobbiamo andare in senso generale tutte le nostre strutture territoriali associative, IANCE, ovunque voi siate, perché insomma non è detto che voi siate chi ci ascolta o ci sta seguendo sia solo in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia, insomma le strutture territoriali di ANCE possono dare assistenza alle imprese e in qualche caso anche alle stazioni appaltanti. E il rispetto delle percentuali di presenza di materiale riciclato nella produzione di diverso, ma questa l'abbiamo già, no, l'abbiamo già risposto. C'è una domanda che qual è la definizione normativa di intervento edilizio? Allora, nei CAM è specificato, però fa riferimento al precedente codice dei contratti pubblici. Questo è uno dei motivi per cui
i CAM edilizia sono in revisione perché appunto sono stati adottati e dopo poco, adesso dopo pochi mesi è cambiato il codice dei contratti pubblici, quindi andranno modificate tutti i riferimenti. Comunque, riferimento appunto all'articolo 3 dell'ex codice, del precedente codice dei contratti pubblici, alle lettere NN, insomma, comunque sono i lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere e poi la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Quindi questi erano un po' i riferimenti normativi di che cosa si intende per intervento edilizio nei CAM edilizia, ecco. Ok, sì, alcune domande sono anche precedenti ad esempio al suo intervento. Poi chiedono se la relazione di NSH è attualmente obbligatoria solo per progetti PNRR o per tutti i progetti in base... Beh, io credo di sì, quella è... cioè il rispetto dei criteri di NSH è tassativo per avere i finanziamenti del PNRR. Quindi, Ok. cioè uno può anche non rispettarli, però poi gli tolgono il finanziamento. Ok. Le altre abbiamo risposto a tutte. C'è una... no, c'è uno riguardo alla gestione dei rifiuti, però insomma lo facciamo lo stesso. Nel caso di un esecutore, come è possibile concretamente dimostrare il rispetto di quanto previsto nel piano di gestione dei rifiuti definito in fase di progettazione? Sono sufficienti i formulari? Ma su Non questo so. possiamo Vai. portare l'esempio nostro, si lega un po' anche a un'altra domanda che leggevo in chat su un esempio concreto dei principali interventi portati dal DNSH. Uno di questi è proprio il tema della gestione dei rifiuti, il piano della gestione dei rifiuti che prevede che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi sia avviato al recupero. Come tracciarli? Noi, ad esempio, chiediamo come stazione appaltante all'impresa che a fine dei lavori venga fatta una relazione da dove si evinca qual è il quantitativo di materiali portati al recupero, e quindi il formulario può essere una documentazione a corredo, mi sentirei di dire, più che poi la documentazione finale a sé stante. Relazione a corredo di una relazione finale dalla quale si evinca la percentuale di materiale gestito come recupero. Ok, grazie mille Angelo. Io credo che se non ho visto male, se non ho interpretato male alcune domande alle quali mi pare che abbiamo già risposto rispondendo ad altre, credo che ci siamo, ok? Posto che poi restiamo anche a disposizione, insomma, per chi volesse contattarci direttamente e vedere. Io veramente esprimo un grandissimo ringraziamento ai relatori perché per tutti i loro interventi così utili e interessanti e che hanno suscitato così tanto interesse e vivacità da parte dei partecipanti. Chi partecipa e chi è andato via l'ha visto già, ma insomma chi andrà via adesso vedrà che c'è un sondaggio per noi altrettanto importante rispetto al primo, perché il primo ci consente di vedere quali altre iniziative possiamo mettere in campo in base alle risposte. E quest'ultimo ci consente di verificare il gradimento nostro specifico rispetto a questa nostra iniziativa, a questo nostro webinar, così anche questo ci serve per migliorare le prossime. Grazie ancora a tutti e alla prossima al 16 maggio, stessa ora. Buon pomeriggio a tutti.